In Repubblica Ceca un intero paese rischia di essere fagocitato da una miniera di carbone. In Ungheria migliaia di medici scelgono di lavorare una settimana in patria e l'altra all'estero. Spiros Derveniotis, il vignettista che produce l'amaro sorriso dei greci al tempo della crisi. Cyril Zlobec, poeta e partigiano che per fare un dispetto ad uno squadrista ha tradotto Ungaretti in sloveno. ANSA Nuova Europa, un sito che racconta la quotidianità della parte orientale del vecchio continente. Il carbone. A Parigi, durante il vertice sul clima, era il principale imputato, il combustibile più inquinante. Tutti, a parole, vorrebbero limitarne l'uso, però la quantità di calorie fornite da un chilo di carbone e il prezzo di questo minerale lo rendono estremamente conveniente. Una speculazione a cui nell'Europa dell'Est non sfugge nessun governo, nessuna economia. In Repubblica Ceca il carbone potrebbe addirittura cancellare una comunità, quella di Horní Jiřetín, 2200 anime, nella Boemia nord-occidentale, al confine con la Germania. Horní Jiřetín ha la sfortuna di trovarsi su un grande giacimento di lignite che la Severní Energetická, un colosso industriale ceco, vorrebbe sfruttare. La società è proprietaria della miniera a cielo aperto che sta a ridosso del paese, una cava che è l'incubo di Horní Jiřetín. Le miniere a cielo aperto sono devastanti, distruggono tutto, quello che vive e quello che non vive. Sono una minaccia per tutto l'ambiente. La miniera ha un impatto estremamente negativo sulla salute fisica e mentale delle persone. Lo scavo è estremamente rumoroso e produce tanta polvere. L'impatto sulla quotidianità delle persone è pesantissimo. Durante il regime comunista, per allargare le miniere di carbone furono distrutti molti paesi, ma nel 1991, dopo la rivoluzione di velluto, fu vietato l'allargamento dei siti minerari a danno delle comunità. Ora il governo, d'accordo con il presidente Miloš Zeman, gli industriali e i sindacati, ha abrogato quel decreto. Gli abitanti di Horní Jiřetín hanno contrastato la decisione del governo di liberalizzare le attività estrattive, senza però trovare alleati in politica, né a destra né a sinistra. In realtà ci sarebbe un forte interesse pubblico per salvare le case di 2200 persone e per salvare l'ambiente, perché se saranno modificati i limiti per l'allargamento della miniera, 23 km quadrati di paesaggio saranno stravolti. Inoltre c'è una convenienza sociale evidente nel proteggere la salute di decine di migliaia di persone della Boemia settentrionale. Gli ambienti industriali però non sembrano preoccupati per le proteste degli ambientalisti. L'allargamento della miniera è un tema sempre aperto. Non ci sono conclusioni. Penso che finché ci saranno minatori, ci sarà sempre la discussione sui limiti. La Repubblica Ceca sta vivendo una rinascita industriale che si basa su 3 fattori: la cultura tecnica, paghe povere per gli operai e l'energia a buon mercato. Per garantire altra energia, il governo di Praga ha deciso di costruire 2 nuovi reattori nelle centrali nucleari di Temelin e Dukovany, con l'opzione di realizzarne in futuro un secondo in ciascun impianto. In Repubblica Ceca ci sono anche giacimenti di uranio. In Polonia, in segno di protesta contro la nuova legge sui media varata dal Parlamento, si sono dimessi i direttori di tutti i canali della televisione e radio pubblica. Il commissario europeo Oettinger proporrà alla Commissione europea di mettere la Polonia sotto sorveglianza. La nuova legge approvata dal Parlamento di Varsavia garantisce al governo il controllo totale delle stazioni radiotelevisive pubbliche. A proporre la norma è stato il governo guidato da Beata Zidlo, una fedelissima di Kaczynski, leader del Partito del Diritto e della Giustizia, formazione di destra che in Parlamento ha la maggioranza assoluta e di cui fa parte anche il capo dello Stato Duda. Il governo ha anche varato una legge che ha modificato la composizione e le regole della Corte Costituzionale, depotenziando il suo ruolo di controllo del potere dell'esecutivo. Contro questa legge ci sono state manifestazioni a Varsavia e in altre città polacche. L'ex presidente e leader di Solidarność Walesa ha affermato che il radicalismo ideologico del partito di governo rischia di portare la Polonia alla guerra civile. Da
Da 7 anni Tamás Dénes è uno dei molti dottori ungheresi costretti al pendolarismo. Una settimana al mese sale su un aereo e vola verso l'Inghilterra. Lì lo attende una clinica privata che con 2 giorni di lavoro lo retribuisce già più di quanto faccia lo Stato ungherese in un mese. Il campo sanitario è uno dei più soggetti alla fuga di lavoratori, un'emorragia che coinvolge anche gli infermieri. In Germania, Scandinavia, Paesi Bassi o Regno Unito un dottore può guadagnare fino a 10 volte di più dell'Ungheria, dove il suo salario base si aggira attorno ai 450-600 euro. Una tendenza comune a molti paesi del centro-est Europa. L'associazione presieduta da Tamás ha chiesto con forza un trattamento economico più dignitoso. L'obiettivo è fermare la fuoriuscita di 1 migliaio di medici ogni anno, tanti quanti vengono formati annualmente nel paese. Già adesso nel sistema pubblico ci sono troppi pochi camici bianchi, sostiene Tamás. In Ungheria ci sono 240 dottori per ogni 100.000 abitanti. Nella Repubblica Ceca, che ha una grandezza simile alla nostra, sono 360 per 100.000 abitanti. Possiamo dire che mancano 10-12.000 medici nel sistema. Il problema principale è che l'età del personale è molto alta. La sua associazione ha inoltre lanciato una campagna contro l'usanza di ringraziare il dottore con una donazione in denaro, perfettamente legale in Ungheria, a patto che avvenga solo dopo le cure prestate dall'ospedale. Dopo la cura, talvolta purtroppo prima, i pazienti pagano in contanti. In Ungheria le autorità sostengono che è un'innocua consuetudine, ma se ci pensi bene è corruzione, perché se pagano dopo il trattamento e mi chiamano una seconda volta per un'altra cura, beh, a quel punto hanno pagato prima. Il governo magiaro è conscio del problema della fuga dei cervelli in generale, tant'è che in passato ha voluto una norma che penalizza i laureati ungheresi che vanno a lavorare all'estero. Così si difende il portavoce Zoltán Kovács. L'economia ungherese o slovacca o polacca non sarebbe in grado di pagare uno stipendio che può essere 5, 8, 10 volte superiore. Chiaramente questo è un problema europeo. Pensiamo dunque che l'Unione Europea dovrebbe far qualcosa su questo tema piuttosto che intromettersi nella vita degli ungheresi. Stiamo pensando ad alzare i salari e lo abbiamo già fatto, ma non potremo nel breve e medio termine raggiungere i paesi più ricchi. Tutte le proiezioni ci dicono che queste differenze rimarranno almeno per i prossimi 20-25 anni. Paesi come il Regno Unito avranno sempre più bisogno di queste risorse umane. Nel Servizio Sanitario Nazionale Pubblico d'Oltremanica un dottore su 4 non ha il passaporto britannico. E anche al di fuori del settore sanitario ci sono ancora notevoli differenze salariali, sostiene Gábor Horváth del giornale antigovernativo Nemzet Bacag. Una soluzione proposta dall'opposizione è l'aumento del salario minimo, oppure un sistema che sembra avveniristico, di cui la Finlandia si è fatta portatrice, dare una piccola quantità di denaro indipendentemente dal fatto di essere occupati o meno. Potrebbe essere una ragione in più per restare qui. In Ucraina, nel Donbass, malgrado gli sforzi diplomatici, la pace rimane ancora una chimera. Gli osservatori dell'OSCE nei giorni scorsi hanno segnalato nuovi scontri in cui sono stati uccisi un'anziana e un soldato ucraino. L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno confermato il prolungamento delle sanzioni contro la Russia, mentre dal 1 gennaio è entrato in vigore l'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e l'Ucraina. La risposta di Mosca non si è fatta attendere. Secondo il governo russo, l'Ucraina è uno Stato in bancarotta. Il Ministero delle Finanze russo ha annunciato che il pacchetto da $3 miliardi in Eurobond acquistato da Mosca alla fine del 2013 con i denari del fondo sovrano è giunto a maturazione il 31 dicembre, ma l'Ucraina non ha effettuato il pagamento. Il Cremlino per questo ha avviato un contenzioso in una corte britannica. La situazione interna ucraina rimane molto precaria. A Kiev l'estrema destra ha organizzato una parata in onore di Stefan Bandera, il leader nazionalista ucraino che durante la Seconda Guerra Mondiale collaborò con i nazisti. La piazza ha preteso dal governo una nuova offensiva militare contro i secessionisti del Donbass. Mentre il mondo libero celebra il primo anniversario della strage nella redazione di Charlie Hebdo, andiamo nel paese che, fra le tante cose, ha inventato anche la satira. Al di là della paccottiglia nei negozi di souvenir, cosa resta di un'arte antica 2500 anni?
Ne parliamo con Spiros Derveniotis, autore delle vignette pubblicate ogni sabato da Efemerida ton Siuntakton, il quotidiano indipendente più venduto in Grecia. Η σάτυρα ανθεί στην Ελλάδα, απλώς όχι στις εφημερίδες και στα περιοδικά πια. La satira greca vive un momento di fioritura, ma non sui quotidiani o sulle riviste specializzate. Questa è l'epoca di internet e chiunque usa i mezzi elettronici per ironizzare sull'attualità. Bastano poche conoscenze dei programmi di fotoritocco per ottenere risultati stupefacenti. Si può ridere anche se di un sorriso caustico della crisi economica. Σαφέστατα μπορούμε, με την έννοια ότι το χιούμορ δεν ήταν ποτέ. Certo che si può. L'umorismo non deve solo provocare risate liberatorie o un sentimento di allegria. È anche un mezzo per corrodere il potere o descrivere con un tratto una situazione complessa. Insomma, esiste anche la risata amara. È per questo che, certo, si può fare satira sulla crisi economica. 46 anni appassionato di Star Wars, Derveniotis disegna praticamente da sempre. Quando è ancora a scuola, nel 1986, la prima pubblicazione ad honorem, dice lui, su un quotidiano. Nel 2000 crea il suo personaggio più celebre, Mama Rave, mamma anticonformista, che preferisce le discoteche al tinello di casa. Apprezza gli italiani Staino e Altan, ma è dopo aver conosciuto la satira francese che realizza le prime vignette politiche. Dov'era quando c'è stato l'attentato a Charlie Hebdo? Come ha vissuto quella giornata? Ero a casa e stavo lavorando. Ho appreso la notizia su internet e sono rimasto veramente sconvolto. Le persone che sono state uccise erano i miei maestri, ci conoscevamo personalmente. Ho studiato con loro, sono coloro che mi hanno spinto a realizzare vignette politiche perché fino ad allora non pensavo che si potesse usare il disegno per fare politica. Sono loro ad avermi indicato questa strada. Secondo Derveniotis è lecito ironizzare anche sulle fedi. Nel momento in cui la religione diventa una forza politica, dice, deve essere trattata come tale. Ogni Natale Derveniotis realizza una cartolina d'auguri. Se nel 2012, in piena crisi economica, Babbo Natale rovistava nell'immondizia alla ricerca di cibo, nel 2015, l'anno dei 3.000 migranti morti nel Mediterraneo, la slitta naviga in un mare che è un cimitero di bambini. La satira deve porsi dei limiti. Sì, certamente la satira deve avere dei limiti, ma non dei limiti sanciti da norme generali. Ogni vignettista deve porsi il proprio limite, in base alle sue idee, al suo credo, alla sua sensibilità. Οι ευαισθησίες του, η προπαρασκευή του, η ιδεολογία του και η στόχευσή του. E qual è il suo? Il mio è che il bersaglio deve essere sempre un potere che opprime chi non ha alcun potere. Ha 90 anni ed è nato sul Carso, a una ventina di chilometri da Trieste. Cyril Slobec è uno dei massimi poeti sloveni, amato dal pubblico che lo ha eletto tra le personalità dell'anno. Ma Cyril Slobec è anche uno dei grandi traduttori dall'italiano allo sloveno, una passione per la cultura italiana che ha attraversato prove durissime del ventennio fascista e della seconda guerra mondiale. Slobec perché sloveno era stato al confino in Abruzzo e poi ha combattuto nelle file dei partigiani. Da ragazzino, quando a Trieste, quando mio padre mi portò in città per la prima volta, ero stupito vedendo queste grandi case, palazzi, vie, e parlavo naturalmente, gli chiedevo, lui mi rispondeva in sloveno. Si fermò un divisa fascista davanti a me, mi sputò in faccia. Dopo quel sputo in faccia ho reagito così, ma guarda, tu mi sputi in faccia perché parlo lo sloveno, ma io tradurrò Divina Commedia, la Divina Commedia in sloveno per dimostrarti che la lingua slovena non è meno bella di quella italiana. Poi ho allargato questa ambizione, ho cominciato a scrivere un poema di stile
Divina Commedia sloveno, e ho preso il tema la situazione degli sloveni sotto il fascismo e sono stato espulso dalla scuola, eccetera, eccetera. E ho avuto questa fortuna di aver incontrato molti grandi scrittori italiani, cominciando da Cosimo, che eravamo quasi amici, Ungoretti, buone relazioni, con Sciascia, grandissimi amici, poi con i poeti friulani, qui, triestini. Lei ha scritto tantissime poesie sull'amore e lei dice a 90 anni la migliore medicina è la poesia. L'amore è la cosa più universale perché ci è dato con la natura, cominciamo da ragazzini e poi perfezioniamo questo senso per tutta la vita. E sono contentissimo che il mio libro è stato venduto in mezz'anno 6.000 copie e sta ancora sempre vendendosi come, non so, gelato durante l'estate. Sono contento appunto che i lettori sentono questo, mi dicono ma guardi, io ho vissuto proprio questo, però non so esprimermi. Dunque si sono appropriati della mia poesia e facendola un stimolo della propria autoriflessione. E ciò credo, come mi ha detto in un dialogo Ungaretti, che la poesia, la vera poesia è solo quella che il lettore se la appropria, la fa sua. È fortunatissimo il poeta se lo ha scoperto anche la critica. Io ho l'uno e l'altro, perciò non posso lamentarmi. L'Europa orientale e balcanica, un'area di interesse per l'Italia e la nostra economia, un'area che bisogna raccontare e capire. Questa è la missione di ANSA Nuova Europa, il sito creato dalla più importante agenzia giornalistica italiana. A curare il sito è la redazione dell'ANSA del Friuli Venezia Giulia, responsabile è Pierluigi Franco. ANSA Nuova Europa nasce ufficialmente circa 2 anni fa, dopo un periodo di progettazione, che è stato anche abbastanza meditato e lungo, e nasce essenzialmente per rispondere a un'esigenza di informazione in un'area che è quella dei Balcani, dell'Est Europa e del centro Europa, tutta l'area mitteleuropea, anche in funzione di ciò che stava avvenendo a livello di comunità di Unione Europea. Cioè, in questo contesto, nei paesi che noi copriamo con ANSA Nuova Europa, ci sono dei paesi che sono già nell'Unione Europea, altri che nel corso di questi 2 anni sono entrati e altri che aspirano ad entrare. Quindi noi vogliamo fare un'informazione che aiuti anche questi paesi a capire meglio l'Europa e l'Europa a capire meglio questi paesi. Perché avete scelto Trieste come sede di questa iniziativa? Trieste e il Friuli Venezia Giulia sono la sede naturale per questo tipo di informazione. Perché? Perché sono il punto di contatto di diverse culture. Trieste è l'unica città italiana davvero multiculturale e multietnica ed è un punto di incontro, tutto Friuli Venezia Giulia è un punto di incontro di 3 culture storicamente importanti e 3 culture storicamente molto diverse, che sono quella latina, quella germanica e quella slava. ANSA Nuova Europa pubblica notizie sia in italiano sia in inglese. Un'esigenza che si sentiva di conoscere ciò che avveniva oltre il confine, quindi insomma nei paesi trasfrontalieri, comunque in tutti questi paesi dell'est e della Mitteleuropa, e contemporaneamente di far conoscere ciò che le potenzialità di coloro italiani che volevano investire in questi paesi. Anche da ciò deriva la scelta delle 2 lingue. All'inizio non sapevamo se scegliere anche altre lingue di questi paesi, ma sono talmente tante che sarebbe stato difficile, per cui la nostra scelta è stata di farlo in italiano e in inglese, cosa che facciamo completamente in produzione dal Friuli Venezia Giulia,
ed è stata una cosa che comunque ci ha permesso di farci leggere anche oltre confine. I lettori di ANSA Nuova Europa sono soprattutto persone interessate culturalmente alla parte orientale del continente, giovani che viaggiano, ma anche operatori economici che comprano, vendono o investono nell'area che si estende da Trieste fino a Vladivostok.